da Castelfranco per un incendio che ha interessato il sottotetto di un'abitazione, intossicati in maniera lieve 2 fratelli. Fondazione Cassamarca, l'ex sindaco Manildo boccia la presidenza Gobbo, per il suo successore Conte sarebbe invece una figura di garanzia. Domani il raduno da record della Lega Pontina, il governatore Zaia, la gente ha fiducia in noi e sta premiando il fatto che manteniamo le promesse. La difficoltà delle aziende a trovare operai specializzati, bisogna cambiare la cultura dei ragazzi e delle loro famiglie, dice il presidente di Confartigianato Sartor. L'appello di alcuni cittadini che chiedono alle autorità competenti di salvare una chiesetta del 1200 che si trova oggi in uno stato di completo abbandono a Castelfranco. Per la rubrica dedicata agli oggetti legati alla Grande Guerra, un bossolo davvero unico nel suo genere, rinvenuto sul Piave tra Trevigiano e Bellunese. I volontari dell'associazione OIPA hanno avviato una raccolta fondi per salvare la vita a Mr. Frog, un cucciolo di cane che soffre di violenti attacchi epilettici, ma per curarlo servono 1200 euro. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura lo avete sentito anche dai titoli, l'incendio che si è sviluppato la scorsa notte nel sottotetto di un'abitazione a Castelfranco Veneto. 2 fratelli portati in pronto soccorso sono rimasti lievemente intossicati. Tutti i controlli sono stati effettuati egregiamente e risulta che non abbiamo nessun residuo delle sostanze tossiche. Dopo una notte trascorsa in ospedale per accertamenti, possono tirare un sospiro di sollievo i fratelli Silvano e Gino Antonello, che ieri sera hanno vissuto attimi di paura per un incendio che ha interessato il sottotetto della loro abitazione in località Salvarosa a Castelfranco. Erano da poco passate le 8 di sera quando nella villetta a 2 piani in via Vasco de Gama è saltata la corrente elettrica. Nessuno poteva immaginare che una volta riattivato l'interruttore generale un nuovo cortocircuito fosse in grado di scatenare un incendio nel materiale di isolamento del sottotetto. Un po' di danni ci sono perché comunque tutto il fumo nero che è sceso e poi un po' di fumo è sceso anche al piano terra. Nel tentativo di spegnere le fiamme generate dal cortocircuito, i 2 fratelli si sono leggermente intossicati per colpa del denso fumo inalato nelle prime operazioni di spegnimento ed entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del SUEME 118. Avendo a disposizione gli estintori siamo riusciti a superarla abbastanza velocemente, più che altro dopo un po' mi è venuto anche un po' di giramento di testa, perché dopo tutto nell'insieme e anche quell'inalazione. I vigili del fuoco di Castelfranco Veneto hanno lavorato 2 ore per spegnere e ripristinare le condizioni di sicurezza dello stabile. Adesso sarà necessario rifare l'impianto elettrico, ma l'edificio rimane comunque agibile. Era già fatto bene comunque, però adotteremo altre protezioni, maggiori sicuramente. E adesso una notizia appena giunta in redazione, stroncato a soli 19 anni da un malore mentre si trovava in piscina. È accaduto a Vittorio Veneto questo pomeriggio poco dopo le 15:30 in via Sabotino. Emir Vamudowski, 19enne macedone residente a Santa Lucia di Piave, stava nuotando all'interno di una struttura privata nel quartiere San Giacomo quando improvvisamente si è sentito male. Il giovane sembra avesse mangiato molto e si fosse appena buttato in acqua. Sul posto l'elisoccorso del SUEME 118 e un'ambulanza. Inutili i soccorsi. Stando alla prima diagnosi si sarebbe trattato di un arresto cardiocircolatorio dovuto a cause naturali. E adesso la politica. Fondazione Cassamarca, l'ex sindaco Giovanni Manildo boccia la presidenza Gobbo, per il suo successore Conte sarebbe invece una figura di garanzia. A Natale sotto l'albero troveremo Giampaolo Gobbo, presidente di Fondazione Cassamarca. Sta già facendo da tempo i giri di prova, ecco un esempio dove vedremo il rispetto di patti antichi. Va all'attacco su Fondazione Cassamarca l'ex sindaco Giovanni Manildo, che con un post sui social invoca nuovamente un ricambio dei soggetti che si occupano di Fondazione, una maggiore apertura verso la città e la necessità di un ritorno alle attività fondamentali, teatro e università.
Passaggi che finora Fondazione non avrebbe compiuto e che Manildo, con il turnover tra Dino De Poli e Gobbo, non si aspetta di vedere. Chiamato in causa gli risponde a distanza Mario Conte, che conferma invece la sua fiducia a Gobbo. Io credo che la figura di Giampaolo Gobbo sia una figura che può dare delle garanzie importanti. È stato sindaco per 10 anni della nostra città e ha svolto un lavoro in modo serio, responsabile per il bene della comunità, quindi dovesse essere Giampaolo Gobbo io accoglierei con entusiasmo questa scelta. Per quanto riguarda invece i rapporti con Fondazione, credo che il sindaco Manildo debba fare un po' di mea culpa, perché non solo con Fondazione ma con molti altri enti ci sono state parecchie difficoltà nel dialogo. Il ragionamento si allarga anche ad altre due realtà che si avviano a un cambio dei vertici: l'ISRA, presieduto da Luigi Caldato di Forza Italia, e Contarina, attualmente guidata dal PD Franco Zanatta. Nel primo caso si fanno i nomi dei leghisti Mauro Michielone e Walter Frandoli, nel secondo potrebbe riproporsi per la presidenza la formula dell'ex sindaco, ovviamente stavolta del Carroccio. Conte non vuole sentir parlare di meri giri di poltrone in casa Lega. La cosa che posso dire è che la Lega da sempre ha espresso delle posizioni in base alle competenze e alla professionalità delle persone, quindi anche se dovessero esserci degli avvicendamenti, questi si baseranno appunto sulle competenze delle persone che noi andremo a individuare per ricoprire certi ruoli. Intanto i neoassessori del Comune di Treviso sono al lavoro, ognuno per il proprio ambito. L'assessore al bilancio Schiavona parla della volontà dell'amministrazione di investire risorse per implementare la sicurezza su tutto il territorio comunale. Dopo la presentazione ufficiale lunedì della nuova giunta di Mario Conte, questi sono stati giorni di intenso lavoro per il neo assessore al bilancio Cristian Schiavona, che sta controllando i conti di Cassugana. Tanta la carne al fuoco e i settori in cui investire risorse, ma uno su tutti, quello in cui la nuova amministrazione intende stanziare sin da subito dei soldi, ovvero la sicurezza. Stiamo verificando con il sindaco di poter dar sfogo a parte del bilancio per andare incontro ai cittadini e trovare risorse per i vigili e per sistemi di sicurezza nuovi. Proprio i sistemi di videosorveglianza sono gli apparati sui quali si intende investire. È già sul tavolo del sindaco, è già allo studio tutto un sistema di implementazione dei sistemi informatici. Dunque la sicurezza resta una priorità sulla quale puntare anche in termini economici. La gente chiede sicurezza, la gente chiede serenità, la serenità di poter passeggiare, la serenità di poter uscire tranquillamente, di non essere importunata, di poter tornare a casa dalle 8 di mattina come alle 10 di sera senza avere l'angoscia di chi ti può aggredire, offendere, insultare o quantomeno importunare. Vigilia del raduno della Lega domani a Pontida, atteso un record di presenze, è la dimostrazione che la gente crede in noi, dice il governatore del Veneto, Zaia. Il primo raduno di Pontida di Matteo Salvini come ministro, il primo dopo il referendum per l'autonomia del Veneto. Insomma, per motivi diversi, quella di domani sarà una manifestazione diversa da tutte le altre e lo indicano anche i numeri da record. 45 pullman partiranno da tutto il Veneto, 12 dalla sola provincia di Treviso. Questa era una Lega che 4-5 anni fa valeva il 2,8-3%, oggi vale oltre il 30%, vuol dire che solo i pessimisti non fanno fortuna. Ci abbiamo creduto, i cittadini ci hanno premiato perché abbiamo mantenuto la parola, perché dimostriamo con i fatti che quando diciamo una cosa la facciamo. Sul prato di Pontida il Veneto porterà non solo le bandiere ma anche la richiesta di autonomia. Il referendum del 22 ottobre 2017 è stato il primo segnale di fiducia nei nostri confronti, spiega Zaia, fiducia che non va ora tradita. Bisogna consolidare il terreno, mantenere la parola con i cittadini ed essere corretti, sinceri, onesti fino in fondo. Penso che poi i cittadini sanno apprezzare, sanno che solo chi lavora può sbagliare, ma l'importante è andare dritti all'obiettivo. La cronaca tragedia nel Vicentino, dove un 32enne di Treviso si è tolto la vita gettandosi da un viadotto, ancora sconosciuti al momento i motivi del gesto estremo. È un 32enne originario del Trevigiano, l'ennesima vittima del ponte di Foggia. Il corpo dell'uomo è stato individuato attorno alle 10:30 di questa mattina da alcuni escursionisti e recuperato dai vigili del fuoco di Asiago proprio sotto il viadotto Valgadena. Sul caso indagano i carabinieri, ma pare non esserci alcun dubbio che si sia trattato di un gesto estremo compiuto nel corso della notte. È escluso inoltre qualunque coinvolgimento di terzi.
E adesso torniamo a parlare dell'allarme lanciato dagli imprenditori sulla difficoltà di trovare figure specializzate da inserire in azienda. Il presidente della Confartigianato Sartor dice serve un cambiamento culturale. È il paradosso di questa nostra società, dove da un lato ci sono i disoccupati, dall'altro ci sono le imprese che non trovano lavoro. Ieri ai nostri microfoni la testimonianza di un imprenditore del settore metalmeccanico, Flavio Bortolomiol, che facendosi portavoce di altri colleghi aveva denunciato la difficoltà di trovare non solo operai specializzati ma anche giovani da formare. Gli fa eco ora il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartore, che spiega come il problema sia esteso non al solo settore metalmeccanico. Non è solo purtroppo la metalmeccanica che in questo periodo soffre di occupati, ma c'è anche qualche altra categoria, soprattutto anche nel settore delle costruzioni. Ci vogliono persone qualificate, persone che sappiano usare le nuove tecnologie su tutti i settori. È chiaro che paghiamo qualche elemento culturale del passato, dove magari le professioni tecniche erano meno considerate rispetto alle professioni amministrative. Serve dunque un cambiamento dal punto di vista culturale per tornare ad apprezzare il valore del lavoro manuale sia nei ragazzi che nelle famiglie. Culturalmente nei genitori che capiscono che se i figli vogliono avere un futuro è evidente che quelli sono i percorsi oggi apprezzati. Ma secondo il presidente Sartor quello su cui bisogna lavorare è una maggiore collaborazione tra scuola e imprese. Rivalorizzare le scuole professionali e gli istituti tecnici, far sì che anche i ragazzi capiscano che quei percorsi sono sicuramente percorsi che daranno loro soddisfazione nel lavoro e anche economica. E a Castelfranco Confartigianato, per festeggiare i suoi 60 anni, ha premiato 77 imprese iscritte da oltre 35 anni all'associazione. Anche l'azienda di trasporti del sindaco e presidente della provincia Stefano Marcon tra le imprese premiate in mattinata da Confartigianato nell'ambito dei festeggiamenti per i 60 anni della sua presenza nel comprensorio di Castelfranco, iniziati ad aprile al Teatro Accademico. 77 realtà produttive iscritte da oltre 35 anni all'associazione, tra loro anche chi ha raggiunto il traguardo dei 50 anni. Sicuramente aziende che sono partite e che hanno comunque lasciato il testimone proprio dopo ai loro figli e ai loro parenti più stretti, sicuramente sono quelli che hanno forse avuto maggiore intensità per il passaggio generazionale, sicuramente queste vanno premiate. Un riconoscimento alla loro dedizione, ma anche un'occasione per fermarsi a riflettere sul mondo dell'impresa di ieri e di oggi, che affronta sfide differenti, come quella in discussione in questi giorni della scarsità di maestranze, ma che nel 1958 veniva da ben altri scenari. 60 anni fa erano 10 anni che era finita il secondo conflitto mondiale, pensiamo alle nostre imprese artigiane, i nostri padri fondatori cosa hanno pensato bene ad organizzare questa nostra grande organizzazione Confartigianato Castelfranco per essere vicini alle nostre aziende, per dare le risposte che davano a quei tempi, che continuiamo oggi a dare e daremo anche in un prossimo futuro. E siamo alla nostra rubrica, lo dico ad antenna, stasera ci occupiamo di una chiesetta del 1200 in completo stato di abbandono e degrado. Stando alle considerazioni che si fanno di solito, questa è la chiesa più antica di Castelfranco Veneto. Lo dico ad antenna, questa volta si occupa di abbandono e degrado, questo lo stato della chiesetta di San Giorgio a Castelfranco Veneto. A denunciare la situazione alcuni residenti che ci hanno aiutato ad entrare nella chiesetta invasa dal guano dei piccioni. Per lo storico castellano Flavio Trentin, che ha anche scritto un libro per documentare il borgo, è un vero peccato vedere la chiesetta di San Giorgio con la sua storia secolare cadere a pezzi. È un peccato che versi in queste condizioni. Ma certo è una bestemmia, non è un peccato solo, insomma, un'eresia che versi in queste condizioni. Una chiesa così antica, così carica di storia, così carica di tutto, ecco, anche di umanità stessa, non è uno spettacolo decente né porta onore al nostro territorio, insomma.
L'ultimo restauro è avvenuto nel 1901, come è scritto nella lapide posta sopra la porta d'ingresso. Il complesso era composto da una cappella e da un convento che fin dal 1192 ospitava un priorato benedettino. Più di 1000 le firme raccolte dai residenti che ora chiedono al mondo della politica, al comune e alla sovrintendenza di intervenire. Se la politica ci desse una mano, io credo che sarebbe possibile intervenire in tempi relativamente rapidi, insomma, per il restauro, e perché è anche un po' il fulcro dell'identità del borgo. Chi ha vissuto qui si ricorda che nella chiesa si celebrava la messa, in particolare il 23 aprile, giorno appunto di San Giorgio, o si teneva la recita del Rosario. Oggi tutto è in stato di abbandono, con edere ed erbacce e colombi che penetrano nella chiesa. Che noi qua giocavamo, facevamo la sagra ogni anno con la cuccagna, con tutti i bambini, e anche alle scuole venivamo qua, perché la scuola era qui e poi venivamo. Qual è il vostro desiderio? Che sia rimessa a com'era prima di questo degrado. È stata rinviata a domani la votazione per la candidatura italiana dell'iscrizione delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene al registro del patrimonio mondiale dell'umanità. È infatti in corso in Bahrain il negoziato internazionale dove la Commissione italiana interministeriale sta facendo di tutto per sostenere le qualità paesaggistiche ed ambientali della rinomata area. Il parterre dei 21 paesi componenti del comitato sembra però molto diviso. Oggi anche la Spagna ha espresso parere contrario, ma la delegazione italiana dichiara che c'è una tensione senza precedenti, negoziato molto faticoso, ma la partita è ancora aperta ed è una lotta all'ultimo voto. Adesso qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta. Taglia le casse della pubblica amministrazione, tra le prime vittime le iniziative culturali, ma a Conegliano si cerca di resistere incentivando il mecenatismo con progetti ad hoc. Partiamo dall'idea che gli enti locali hanno avuto tagli continui negli ultimi anni, per cui gli unici che veramente ci hanno rimesso a livello nazionale sono le amministrazioni comunali, provinciali e regionali. Problema: come organizzare concerti, mostre, spettacoli teatrali, continuando cioè a garantire un'offerta culturale di qualità se i soldi nelle casse degli enti locali sono sempre meno. La soluzione arriva da lontano e non è una novità. Bisogna stimolare il sano vecchio mecenatismo, e non è un modo di dire. A Conegliano l'amministrazione comunale ci crede sul serio ed i risultati arrivano, al punto da varare il progetto Mecenate. Come Gaius Mecenas, il cavaliere romano consigliere dell'imperatore Augusto e protettore di letterati e artisti, 2000 anni dopo le iniziative di privati cittadini, imprenditori e aziende non mancano. Moderni mecenati che aprono il portafoglio a beneficio della città, che così, oltre a scuole, strade e parcheggi, riesce a dar fiato anche alla cultura, Cenerentola dei bilanci comunali. Nella città del Cima ogni anno sono oltre 1100 gli eventi culturali, in grado di attrarre 500.000 di persone. Con il progetto Mecenate, dice il sindaco Chies, non solo diciamo grazie ai nostri benefattori, mettendo nero su bianco il loro nome, ma vogliamo mettere direttamente in contatto le associazioni culturali con le aziende volenterose. Come una situazione di grande comunità in cui le persone si riappropriano della propria città, vivono la città insieme agli amministratori comunali e danno quel qualcosa che la città ha dato loro, perché se viviamo in uno splendido territorio con una qualità della vita incredibile, penso che anche la qualità del lavoro, come è stato detto prima, ne traga beneficio. Per cui si torna un po' anche alla città di quello che si è avuto da essa. Primo novello mecenate di questo progetto è Enrico Marchi. Il suo gruppo bancario ha recentemente sostenuto le mostre di Palazzo Sarcinelli, la stagione di prosa del Teatro Accademia e il festival musicale sulle vie del Prosecco. Ultimi preparativi a Miane per il matrimonio tutto leghista che si celebrerà domani alle 17 tra la parlamentare, nonché sindaco del piccolo comune trevigiano Angela Colmellere e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Ad officiare il rito civile sarà un altro leghista doc, il governatore del Veneto Luca Zaia. Auguri dunque ai due futuri sposi. E adesso vi raccontiamo la storia di un cagnolino salvato dai volontari che lo avevano trovato in uno stato di grave malnutrimento e che adesso rischia di morire per violenti attacchi epilettici. Per salvarlo servono 1.200 euro e così è stata avviata una raccolta fondi su Facebook.
Lui è Mr. Frog, un cucciolo di nemmeno un anno, da alcuni mesi affidato ai volontari dell'OIPA, dopo l'intervento in seguito ad una segnalazione delle guardie ecozoofile. Ci è pervenuta una segnalazione da una nostra volontaria dell'associazione OIPA Treviso, dove si pronosticava un presunto maltrattamento. La situazione di Mr. Frog, che era alquanto precaria, era molto denutrito. Ovviamente non siamo veterinari, ma abbiamo capito che c'era bisogno di aiuto, quindi abbiamo cercato di far ragionare il proprietario per cederlo all'associazione per aiutarlo. Mr. Frog era molto disabilitato, era denutrito e aveva una problematica anche alla cornea. Si può presumere magari un trauma, è stato rimesso in forza, quindi alimentato, nutrito a dovere. A quel punto Mr. Frog era pronto per l'adozione, ma 15 giorni fa all'improvviso si sono presentate delle violente crisi epilettiche che potrebbero costargli la vita. Essendo che durante le crisi a lui manca proprio il respiro, va in arresto respiratorio. Ora per curare Mr. Frog sono necessari 1.200 euro, 600 quelli già spesi per analisi e medicine, ma altrettanti sono necessari per l'esatta diagnosi. Lui necessita di una risonanza magnetica per vedere se ci sono lesioni appunto al cervello, poi da capire se dovrà subire appunto un intervento chirurgico e quindi là sarà un'ulteriore spesa in più. L'appello che lanciano i volontari OIPA è rivolto a tutti perché collegandosi alla pagina Facebook possano contribuire alla raccolta fondi, e poi un appello agli studi veterinari perché possano collaborare per salvare la vita a Mr. Frog. Ma l'appello più grande è perché qualcuno apra il proprio cuore e adotti questo cucciolo, permettendogli di crescere in salute e circondato dall'amore. Per lui cerchiamo un'adozione proprio del cuore, una famiglia che abbia tempo, che abbia voglia, che abbia un cuore grande. Lui è un cagnolino meraviglioso e si commuove pensando a Mr. Frog? Un pochino. Gli volete già tanto bene? È 2 mesi che è con noi ed è... E siamo alla consueta rubrica dedicata ai vostri oggetti legati alla Grande Guerra. Questa sera andiamo sul Piave tra Trevigiano e Bellunese per scoprire un bossolo davvero unico nel suo genere. Questo è un bossolo da russo e questa è la sua particolarità. Come mai l'ho trovato nel Piave, diciamo Alano di Piave Fener. C'è una storia nella storia per questo bossolo di artiglieria, perché qui lungo il Piave i russi non sono mai arrivati, ma le loro armi sì. E a testimonianza è questo rarissimo pezzo, testimonianza di un viaggio partito dalle steppe gelate per arrivare alle rive del Piave. Il calibro 73 con data anche della fabbrica, anno di fabbrica 1916. Quando i russi hanno avuto delle sconfitte anche abbastanza pesanti in battaglia però, e poi anche gli austriaci hanno subito nei combattimenti, catturavano delle batterie con cariche di proiettili, di munizioni. Quindi si sono portati dietro questi cannoni, queste munizioni. E questo oggetto dà immediatamente l'idea del viaggio interminabile che hanno fatto in quel 1917 i cannoni, i fucili, le munizioni, ma soprattutto gli uomini, quei soldati austro-tedeschi sporchi, stanchi e affamati che anche con queste armi, ma soprattutto con la disperazione di chi non ne può più, hanno sfondato le nostre linee fermandosi solo davanti ai nostri granai, alle dispense e soprattutto alle generose cantine lasciate dai profughi in fuga oltre il Piave. Ecco perché queste scritte in russo sono importanti. Richiamano con quel 1916 l'inizio della fine dell'impero degli zar, la rivoluzione bolscevica che durò per quasi un secolo, ma soprattutto quell'invasione delle nostre terre fermata dalla piena del Piave, ma anche dal sangue dei nostri soldati e perché no, dalla rabosa abbondante delle nostre cantine. E l'altra considerazione è per la tecnologia, preziosa in pace quanto tremenda in guerra. Ognuno fa come gli capita, se li serve, li usa che sia da una parte sia dall'altra e il miglior oggetto viene sempre recuperato. Sono
stati consegnati questa mattina i diplomi di terza media a 78 studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave. Nel corso della giornata sono state consegnate anche le borse di studio istituite e finanziate con parte dell'economia dovuta alla riduzione dell'indennità di carica del sindaco Paolo Aroma. Vi è stata inoltre l'occasione per rilanciare il progetto promosso dalla società di pesca sportiva La Marcandola, affiliata alla FIPSAS, il cui presidente provinciale ha consegnato agli alunni della classe quarta della scuola primaria di Levada l'attestato di guardiani della natura. Con questa notizia termina questa edizione dedicata alle notizie da Treviso e provincia. Vi lascio alle previsioni del tempo, vi auguro un buon fine settimana. Grazie, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale un tempo asciutto sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di domenica 1 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti sui monti del Bellunese, ma in genere senza altre conseguenze. Sempre buono invece altrove. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 29 gradi circa. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità un po' su tutti i settori, in genere senza fenomeni associati. Cielo al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 22 e 27 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo un po' su tutti i settori della nostra regione. Ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 20 gradi. Le massime invece oscilleranno tra 28 e 32 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.